Una conferenza stampa oggi da parte dell'AD attraverso anche un comunicato stampa nazionale dell'attività che si svolge non solo in Italia, in Sicilia, in particolare, ecco, lei ci dirà cosa succede ad Agrigento, cosa avete fatto, qual è l'entità del fenomeno mafioso nella nostra provincia. Sì, la direzione investigativa antimafia svolge un'attività costante di contrasto alle mafie organizzate attraverso non solo un contrasto diretto con attività di indagine e con attività di natura preventiva e prevenzionale, ma anche con un'attività di analisi che è funzionale a conoscere quello che è il fenomeno nell'ambito nazionale e territoriale e soprattutto a studiarne la fenomenologia e i successivi sviluppi sul territorio. Per quanto riguarda Agrigento, ovviamente le recenti operazioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, ma anche di contrasto finanziario da parte della Guardia di Finanza, hanno consentito di mettere in risalto l'esistenza di una mafia forte, economicamente aggressiva, che si inserisce in quello che è un tessuto economico che è quello appunto agrigentino, nella stragrande maggioranza dei casi con grandi difficoltà e che vive ormai una crisi strutturale. Quindi in queste maglie si inserisce Cosa Nostra come una criminalità economica organizzata che individua quelli che sono i business criminali dove, quelli che sono i mercati dove la domanda è difficile che fletta e conseguentemente cerca in quei settori di acquisire una posizione monopolistica. Il business principale resta sempre la droga? Il business principale della criminalità organizzata, funzionale a fare pronta liquidità, è sicuramente quello dello spaccio degli stupefacenti, dove ormai possiamo sostenere senza ombra di dubbio esistere una camera di regia da parte di Cosa Nostra. Ma analogamente a questo non può sottacersi anche una presenza della criminalità organizzata nel fare pronta liquidità anche in tutta una serie di pratiche spesso elusive delle norme tributarie e fiscali, che consente di fare del nero a piccole imprese controllate dalla criminalità organizzata e conseguentemente con quelle provvigioni di svolgere un'attività di pronta liquidità che serve alle famiglie e ai mandamenti. La mafia agrigentina, volendo fare una scala di importanza nella regione siciliana, che grado la mette lei? In quale posizione? Sicuramente posso dire, per ciò che concerne la provincia di Agrigento, che Cosa Nostra e oggi anche la Stidda, che sta vivendo un processo di assorbimento in seno a Cosa Nostra, sono caratterizzate dalla spiccata tendenza alla tradizione. Questo è anche e soprattutto un punto di forza, perché crea senso di appartenenza nel consociato, crea anche identità e conseguentemente contrapposizione allo Stato.